Alle 3:50 è arrivata la chiamata alla centrale dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si potevano vedere a distanza di chilometri. Il rogo è partito da questo pullman turistico. In via Bafile sono stati attimi di paura. L'incendio aveva già coinvolto alcuni appartamenti, un negozio e questa sala giochi che ha subito i danni più gravi. Purtroppo tutti apparecchi nuovi da buttare. Vabbè. Ma in un momento di crisi questo proprio non ci voleva. Ah beh, sicuramente, anche perché la stagione è quella che è. Bah, vediamo un po' come uscirne fuori. Una prima stima parla di danni per circa 70.000 euro. Proprio ora, ci dice sconsolato il titolare, che è iniziata la stagione turistica. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un dipendente che vive proprio sopra la sala giochi. Sono fuggito, ci ha detto, quando nell'appartamento sono scoppiati anche i vetri delle finestre. Sul posto, in pochissimi minuti, i vigili del fuoco che, vista la situazione, hanno chiamato altre squadre. Fiamme altissime e il pullman era già praticamente completamente, interamente in fiamme e stava coinvolgendo anche un altro pullman che era dietro, comportando altri danni e ai negozi laterali. Il pullman, completamente distrutto, arrivava dal Belgio ed aveva accompagnato in gita una comitiva di studenti che alloggiano proprio in un hotel di Jesolo. La titolare ci racconta la disperazione dell'autista e la mattinata di paura. Rotto tutto, sala giochi, bruciato le tende dei negozi di qua e di là. Un disastro. Disastro. Un caso isolato, ci dice il presidente di Federalberghi Massimo Schiavon. Il furto del pullman di ieri e l'incendio di questa mattina sono due episodi distinti. Allarmismo assolutamente no, attenzione assolutamente sì, perché è un mercato che ci interessa tutelare e che vogliamo assolutamente continuare a fornire i nostri servizi in assoluta sicurezza. Adesso chi sta facendo le investigazioni sul problema sia relativo al furto che all'incendio poi ci dirà quali sono, speriamo, le cause nel breve tempo possibile. Fra i progetti a Jesolo anche quello di installare nuove telecamere, un occhio in più per garantire la sicurezza di tutti.